Amici bellini, l'attesa è quasi finita, perché domani ascolteremo le parole di Conte e magari ci potrà dare qualche indizio, oppure no, potrebbe anche non darcene affatto. Noi anticipiamo i tempi, guardiamo un pochino i possibili piano gara con le possibili formazioni, parliamo anche del Milan, cominciamo. Ce la giochiamo proprio. Benvenuto Antonio Sanchez, un abbraccio a tutti a tutti i media che continuano a parlare, anche Paramount Plus. Io oramai sono perso completamente la speranza, anche loro, però Di Lorenzo difensore centrale. Ciao. Iscrivetevi al canale se vi va di ascoltarmi, insomma, disperarmi, però lasciate un like perché speriamo che la simulazione vada bene. Lo sapete che la simulazione cambia il modo in cui uno si guarda la partita, perché si aspetta anche qualcosina che magari non avviene. Vediamo, ci spostiamo, però qua andremo al piano gara perché ci sono dei dubbi che vanno risolti. Tempo, cerchiamo di capire, se uno va a giocarsela così, cosa suggerisce l'intelligenza artificiale. Walker sicuramente giocherà. Spinazzola è uno dei dubbi. È partita la ventola, Nicola la ventola. Allora, lo vedete che pure il football lo porta col 4-2-3-1. Calma, vediamo lo stato di forma perché è importante. Raspadorino non sta benissimo, però gli altri bene o male sì. Allora, io credo più Spinazzola che Oliveira, sempre la questione dei viaggi e così, penso di sì. Poi Raspadori, il tutto starà a capire come sta David Neres. Almeno ce lo portiamo in panchina. Penso possiamo toglierlo Asa, Ngonger, Simeone o Okafor. Potrebbe essere una storia bellissima, perché ricordiamo l'andata dove il Napoli si impone 0-2, ma erano due squadre completamente diverse. Il Milan, ricordiamo, non aveva Leao, partì con Leao era in panchina, non aveva Teo. Partì con Leao in panchina, c'era Musa che non è a disposizione, soprattutto c'era Emerson Royal invece di Walker. Vediamo noi qua, loro portano Gabbia, ciao, Teo Hernandez, Musa no, lo devi togliere, ma loro non considera, il football non considera le squalifiche. C'è il dubbio Bondo Loftus-Cheek, ci arriviamo, e anche il dubbio su Santiago Jimenez perché ha mezza botta alla caviglia, ma dovrebbe aver recuperato. A noi tutto cambia con questo ragazzo qua, che è quello è la differenza. All'andata loro avevano Morata, completamente diverso, c'era addirittura Chukwueze titolare invece di Pulisic, insomma non ci stavano capendo niente, qualche defezione. D'altra parte noi avevamo Kvara, avevamo Neres che poteva entrare al posto di Kvara, anche Foloruncio entrò anche Zerbin, insomma due squadre completamente diverse. Vediamo, Ocho Reindeers che sta in grande forma e che potrebbe giocare trequartista, mentre Pulisic è diventato il dribblone. Meret! Lukaku, la sponda di Lukaku, McTominay, Spinazzola lancia Ehi, che lancio, aiuto Leao, mamma mia, fuori. Dai Di Lorenzo, dai. Bravo Raspa. Bravo Politano, ci prova Politano, è pazzo, a giro. Bravo Scotti, vai Lob. Finito campo. È finito il campo. Bravo Raspadorino. Piglia. Bravo Gilmour. Spina, Raccomani. No, lo squaglio. Mamma mia, come si pattina. Vai Lukaku, vai, bravo. Bisogna giocare semplice, vai Lob, Lukaku si sposta col destro. Bravo Di Lorenzo, si arronza Leao, Sì, però come fai a stare stanco al 38? No! Sapete la paura quando si avvicina il fischio del fine primo tempo, Si esquaglia. Profondità Lukaku. Va bene, c'è equilibrio. Vediamo. Più possesso palla il Milan? Non lo so. 3 tiri, però loro 2 tiri in porta. Meret. No, non la lasciare là, bravo. Politano li ho due, Bravo Raspadori. Esatto.
Lobo da fuori. Male. Buono. Vai Spina. Madonna mia. Polita. Ci prova dalla distanza. Bravo. Madonna mia. Di Lorenzo, non molla, Meretto, mannaggia. Neres, ma per forza ragazzi, e ad un certo punto per forza. Neres chissà, ma per forza. Bravo McTominay, dai. Ecco, e Lobo. Il cross al centro, Luca. Senza fare... Bravo Politano. Okafor, perché se una storia deve esistere è Okafor a sinistra, Neres a destra, così. Poi siamo fortissimi sui calci d'angolo. Infatti. Fuori gioco, Leao, non ci fa ridere. Mamma mia, millimetrico. Vai Neres. No. Il cross, la sponda. Neres. Si è innervosito Di Lorenzo. No, e ci sta. Sono nervoso anche io perché non si può. È l'ultima possibilità. Lukaku si gira, spara. Madonna mia! Vabbè. No, se tu non fai le cose come le devi fare, ti puniscono. D'altra parte è una questione anche di storico, ma non ci pensate proprio più. Parliamo di piano gara. Allora, perché il record di giocatore che ha fatto più falli senza essere ammonito è di Lautaro Martinez. visto che tutto il mondo sta dicendo che giochiamo con il 3-5-2 con Di Lorenzo centrale, io non ritengo, ma potrebbe essere una mia idea, non ritengo che sia così, e lo sfizio sarebbe proprio farlo e vincere. D'altra parte, se ci mettiamo così a 4 con questa cosa asimmetrica così, se il Milan si mette col 4-2-3-1 con Reinders tra le linee, succede uno scompenso, e cioè Reinders o se lo deve andare a prendere uno tra Rachmani e Buongiorno rompendo la linea, lasciando l'uno contro uno Abraham o Gimenez con uno dei due. A quel punto permetteresti allo Lobotka di andare su un Fofana o su un Loftus-Cheek, permettendo a sua volta a McTominay di andare su Walker, e quindi fai le accoppiate così come sono, e quindi c'hai questa un po' paura, perché quando uno esce ovviamente dalle spalle possono entrare i vari Leao, soprattutto il Pulisic, e quindi abbiamo queste difficoltà qua se giochiamo a 4. Ovviamente se tieni tu il pallone il discorso è completamente diverso, perché il Milan è molto vulnerabile, specialmente quando avanzano i vari Walker e i vari Leao. I due centrali possono rimanere in uno contro uno, e le problematiche del Milan dell'ultimo periodo di Conceição sono state proprio queste. Se il Napoli si mettesse effettivamente a 3, ci sarebbero accoppiate più logiche, ovvero Rachmani con la prima punta, Di Lorenzo su Leao, Buongiorno in zona Pulisic. Ovviamente Spinazzola da una mano, ma Spinazzola può andare a guardare più da vicino Walker, McTominay su una dei loro centrocampisti, Lobotka su Reinders e Gilmour sull'altro centrocampista, Politano su Teo, Lukaku su Ciao su Gabbia e Raspadori su Ciao su Gabbia, sempre che giochino Ciao e Gabbia. Quindi se ti vuoi mettere veramente a specchio, nel senso non con la stessa formazione, ma quasi a fare un uomo contro il Milan, cosa che il Napoli non sempre fa. Il Napoli ha degli accoppiamenti, delle contrapposizioni, però non fa l'uomo contro uomo, comunque difende di reparto, e quindi questa è la soluzione con il 3-5-2 tanto odiato che non funziona, eccetera eccetera, e qui sarebbe una goduria senza precedenti, almeno per il racconto del calcio, che tu dici col 3-5-2 non va bene, senza capire che non è il problema del 3-5-2, ma è il problema delle caratteristiche di alcuni che non stanno performando come si deve. Gilmour non sta facendo fino in fondo quello che faceva Anghissà, e allora se tu veramente la svanghi con il 3-5-2, perché Raspadori qualche gol nelle gambe ce l'ha, Lukaku qualche gol nelle gambe in questo momento ce l'ha, McTominay, e un po' di tempo potrebbe arrivare un altro gol di McTominay, perché ogni tanto quella pausa giusta, Buongiorno da calcio piazzato, qualche gol da calcio piazzato potrebbe anche arrivare da Buongiorno Rachmani, un inserimento di Di Lorenzo, perché quando è difensore centrale
Insomma, Politano, aspettiamo cosa ci dice domani Conte, perché questo è quanto, senza guardare proprio la classifica, anche perché è una finale. Quindi che guardi, se non fossero finali, uno guarderebbe la classifica, si fa il calcolo dei punteggi, le altre squadre, ma la finale, tu non guardi la classifica e ti giochi la finale per alzare uno dei tanti trofei di stagione. Arrivano indiscrezioni mondiali sul gruppo Telegram dedicato agli abbonati, ovviamente noi le cose le sappiamo un pochino prima. Questa arriva da Calcio Napoli 24, quindi noi rispettiamo sempre le fonti. Ed è un rendering perché si sta parlando di una maglia celebrativa per quanto riguarda i 2500 anni di storia della città. Non so nulla al riguardo, però si parlava di onde del mare, con o senza una sirena, in questo caso c'è una sirena che esce dal Vesuvio, però si parla di onde del mare e quindi di un Napoli, una maglia del Napoli con varie sfumature di azzurro e di blu. Mentre da Spazio Napoli ne parlava Fanpage, facevano questo tipo di rendering che mi fa impazzire, però ovviamente quando si fanno delle ipotesi non si sa mai come poi viene, però siamo in attesa perché potrebbe essere una bella maglia. Segnaliamo un altro nome fatto da un giornale penso inglese, Ouattara, però qua se non sbaglio parliamo di giocatore che l'anno prossimo gioca la Coppa d'Africa, quindi tenderei ad escluderlo, ma lo segniamo. Mentre l'amico Perrone si sta divertendo a raccogliere un po' di dati su quanto prendono le varie squadre dagli sponsor delle maglie. È un discorso bello. Un po' spavento, l'intelligenza artificiale. Queste sono la faccia che faccio io la prossima volta che vi parlo di 5-2. In conclusione, per completezza, visto che noi parliamo di Gilmour, però per esempio ci sono altri portali che fanno altre ipotesi. Per esempio Fantacalcio porta Anghissà all'85%. Io non lo so perché vi ho fatto il discorso. Sicuramente per non giocare in nazionale non sta al meglio, ma è anche vero che Conte un Anghissà non al meglio lo mette in campo. Abbiamo presente che sta ancora con la diffida addosso e poi la prossima è col Bologna, mica poco, quindi vedremo. Fantacalcio porta Anghissà in campo, porta Spinazzola, quindi Anghissà sì, Neres no. Poi tra quelli che possono entrare ovviamente Olivera, possibilità per Billing, per Gilmour, per Neres e anche un po' per Okafor e Simeone. Per quanto riguarda il Milan, si conferma quello che vi dicevo con Walker, Ciao, Gabbia, Teo Hernandez, Fofana, Bondo oppure Loftus-Cheek, e in attacco non ci dovrebbero essere dubbi, c'è solo il dubbio Abraham con Gimenez. Pavlovic, che insomma aveva perso lo scontro con Lukaku all'andata, non dovrebbe essere della partita, e vediamo cosa succede davanti. Chukwueze che può entrare, Joao Felix, attenzione. Queste sono le nostre ipotesi alle quali voi potete lasciare un like, dovete perdonarmi ma non ne vinco una nemmeno più per sbaglio, quindi non vi preoccupate, non andrà per forza così, però abbiamo segnalato dove si può vincere questa partita, come si può giocare, e questo è l'importante. Poi sta tutto a Conte. Io non vedo l'ora di ascoltare Conte. Non gli chiedete dobbiamo affrontare il Milan dice che si vuole prendere Conte l'anno prossimo, non gli chiedete questo, chiedetegli qualcosa di tattica e fate una brutta figura. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Se avete visto tutto il video fino adesso, lasciate le modi. Ho visto ieri avete lasciato le modi del Riccio, che poi il Riccio potrebbe essere, lasciate le emoticon del pallone che adesso torna il campo. Lasciare di una vita